Per noi era importante capire che il ruolo dei comitati regionali poteva essere diverso. Diverso voleva dire occuparsi certamente di parti organizzative e burocratiche, ma anche cercare di scendere nel merito tecnico e offrire ad atleti e alle società un supporto di rilievo per aiutare questi atleti nella fascia under 20 di fatto di avere delle opportunità in più per costruire al meglio il loro percorso di giovani atleti. Grossa attenzione ovviamente per quanto riguarda gli atleti, ma anche per quanto riguarda gli altri settori, quello medico, sanitario, quello dei tecnici e non solo. Sì, io arrivo da un'esperienza di presidente di società in cui molti atleti sono andati in maglia azzurra e in cui ho visto le cose belle dell'attività giovanile e le cose difficili di quando gli anni iniziano a passare. E da questa esperienza ho maturato l'idea che le società hanno delle debolezze oggettive che non possono coprire, mentre i comitati regionali possono dare vita a delle strutture che supportino in questo senso i ragazzi, perché tante volte abbiamo visto che il binomio tecnico-atleta, per quanto tutelato dal punto di vista formale, non è mai stato supportato dal punto di vista concreto e a volte tanti ragazzi purtroppo vengono persi perché in una certa fase nascono le problematiche, mancano i riferimenti, mancano le risorse economiche, si spera nelle famiglie e non c'è un sistema che accompagni queste situazioni. Che beneficio possono portare le gare su strada all'atletica leggera? In questo progetto c'è una risposta. Assolutamente sì, il mondo del running si è sempre lamentato per i costi che la federazione gli impone. Noi abbiamo cercato di far capire che una parte importante di questi costi in realtà diventano investimenti perché gli stessi organizzatori delle manifestazioni di running diventano in realtà azionisti di questo progetto. Quindi dare il via a un progetto di ampio respiro, di alti valori, concreto, serio e credibile rappresenta sicuramente una voce di gradimento anche da parte di questi organizzatori che hanno sempre sofferto questo pagamento in più che gli spettava. Sguardo all'orizzonte 2023 e dintorni, qual è l'obiettivo? Ma noi siamo partiti francamente con obiettivi ambiziosi, avendo una madrina con 3 medaglie olimpiche e un coordinatore tecnico campione del mondo, che è quello di dire ci auguriamo di avere almeno uno di questi atleti che avrà beneficiato del nostro progetto in una finale o mondiale olimpica tra il 2023 e il 2025. Quello per noi sarebbe aver fatto il nostro e soprattutto aver riportato l'atletica veneta e triveneta ai livelli che li competono, perché comunque solo guardando al Veneto noi abbiamo avuto Simeoni nel 76, Simeoni nell'80, Dorio Simeoni nell'84 e Gelindo Bordini nell'88. Sono 30 anni, salvo la parentesi morale di Paolo Del Soglio, che l'atletica veneta non compare su un medagliere olimpico con una tradizione alle spalle di questo tipo. Abbiamo pensato che prima di tutto dovevamo essere noi, dal nostro territorio, a pensare a un qualcosa che ci permettesse di risognare un qualcosa di così importante.